Ladri scatenati negli ultimi giorni tra Carbonera, Preganziolo e Paese, approfittando delle famiglie in vacanza, sono entrati nelle case, usati anche flessibile e smerigliatrice per aprire le cassaforti, in un caso 50.000 euro di bottino. Era ubriaco fradicio il giovane che stamattina alle 8:30 è uscito di strada battendo un semaforo sul PUT. Per miracolo nessun ferito, la polizia locale ogni giorno un bollettino di guerra. I bulli protagonisti ieri pomeriggio del parapiglio in piazza Borsa sono stati identificati, hanno tutti 13 anni. Il comandante Gallo, dove sono le famiglie? Violenta lite nel pomeriggio nel sottopasso della stazione di Treviso, lato San Zeno, protagonisti 4 nigeriani identificati dai carabinieri. Tragedia ieri sera alla Valle Agordina, 57enne del posto seduto su una panchina si sbilancia all'indietro, precipita nel vuoto e muore sul posto il soccorso alpino. Notte di maltempo nella Marca, particolarmente colpiti Casale e San Biagio di Callalta, pioggia forte e vento, ma niente grandine, scampato pericolo, dicono i più. Grande festa oggi sul Cansiglio per i 50 anni della Trevisani nel mondo, trasmessa in diretta su Antenna 3. Dall'emigrazione del passato una riflessione sull'accoglienza di oggi. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. È la cronaca ad aprire l'edizione serale dei nostri telegiornali, perché è caccia ai ladri che nei giorni scorsi hanno colpito in vari comuni della cintura urbana di Treviso, Preganziolo, Paese e Carbonera. A Preganziolo hanno rubato quasi 50.000 euro da una cassaforte, a Carbonera invece si sono addirittura calati dal tetto. Hanno colpito nei comuni dell'Interland, a Paese, Carbonera e Preganziolo, approfittando spesso dei proprietari in vacanza. Ladri scatenati nella seconda parte della settimana sono entrati nelle case, armati di flessibile e smerigliatrice. Questo è il loro biglietto da visita. Obiettivo casseforti e cassette di sicurezza per un bottino di svariate migliaia di euro. A Preganziolo i delinquenti hanno battuto la zona di Borgoverde tra via Livenza e via Tagliamento. Visitata la villetta di un imprenditore, 40-50.000 euro la somma rubata. Sembra che in uno di questi episodi siano intervenuti conoscendo bene dove si trovava la cassaforte e con una flessibile o una smerigliatrice, insomma, che è andata a tagliare il posto dove la cassaforte si trovava e appunto sono riusciti a portarla via. Stesso copione, ma si sono dovuti accontentare di bigiotteria in un'abitazione di via Caldibreda, nella parte in comune di Carbonera. I ladri in questo caso sono entrati dai piani superiori, probabilmente calati dal tetto. Una zona non nuova a Raid, come racconta questo residente di Pezzan, Luigi Mora. Lei è successo più di una volta? Quante volte? Ullala, ormai già 3 volte qua davanti. Prima un colpo di sfalla alle rete dietro col vicino, un'altra volta oscurate le luci fuori, un'altra volta la lampada fuori, un'altra volta mio fratello la serratura, comunque 3 volte. A Paese 2 i furti registrati, sempre con la stessa tecnica, ma questo non significa che gli autori siano gli stessi. Asportati dei gioielli, sulle loro tracce i carabinieri che hanno rafforzato i presidi anche per contrastare i reati contro il patrimonio. I cittadini intanto sono sempre in allerta, sia a Borgoverde che a Carbonera, zona Pezzan, è attiva la rete del controllo di vicinato, come indicano i cartelloni, ormai parte del paesaggio. Raccomandiamo la massima attenzione da parte di tutti e il fatto di evitare alcuni comportamenti che a volte possono essere istigatori, nel senso che promuovere il fatto che si è in vacanza con foto, questo e quell'altro. Ecco, le foto sui social magari meglio metterle quando si torna a casa e non durante la vacanza. Ubriaco al limite del coma etilico, guida da Jesolo a Treviso, dove esce di strada e abbatte un semaforo. Era ubriaco fradicio il giovane che stamattina alle 8:30 è uscito di strada battendo un semaforo sul PUT. Per miracolo nessun ferito. Il comandante della polizia locale Gallo dice: ogni giorno un bollettino di guerra. In 6 mesi abbiamo registrato un più 14% di incidenti, ma ci racconta tutto Marta Marangon.
Un'auto che alle 8:30 del mattino esce di strada e piomba sul semaforo di Varco San Bartolomeo. L'ennesimo incidente di una settimana nera per Treviso vede protagonista un 31enne della provincia di Pordenone che, sottoposto all'alcol test dalla polizia locale, è risultato avere un tasso superiore ai 2 grammi per litro, ubriaco fradicio. Gli operatori hanno chiesto da dove provenisse, ha confermato, facendo anche un po' fatica a parlare, immaginiamo lo stato di ubriachezza, quindi fortunatamente è stato bloccato, quindi proveniva, diceva, da Jesolo, da una festa a Jesolo, si era fermato comunque in un paese vicino a Treviso per continuare i festeggiamenti e ha preso completamente il palo semaforico. È andata bene perché nessuno si è fatto male, ma poteva andare ben peggio considerando che in quello stato il 31enne ha percorso oltre 40 chilometri. Pensiamo il pericolo, questa bomba che è partita da Jesolo ed è arrivata fino a Treviso. Fortunatamente il destino ha voluto che in quel momento in cui questa persona è fuoriuscita di strada non ci fosse nessuno, perché lì tra l'altro c'è anche un passaggio pedonale, non c'era nessuna bicicletta, nessun pedone, per cui diciamo che un po' di fortuna ha aiutato non solo questo signore, ma diciamo le persone che a quell'ora possono circolare, ce ne sono ancora tante che girano alle 8:30 in quella zona lì, che è una delle zone veramente più frequentate di Treviso. Per il 31enne patente ritirata, auto sequestrata, verrà poi confiscata e segnalazione all'autorità giudiziaria. Dall'analisi dei dati della polizia locale emerge nei primi 6 mesi di quest'anno un incremento del 14% degli incidenti, dai 202 del 2022 ai 230 del 23. È veramente un bollettino di guerra. Teniamo conto che tra l'altro, come ho letto, molti veicoli coinvolti sono i cosiddetti utenti vulnerabili, quindi pedoni e ciclisti. Una novità rispetto all'anno scorso è il coinvolgimento e un incremento del 200% di veicoli elettrici, parlo ad esempio di monopattini. L'altro fronte che vede impegnata la polizia locale nella città di Treviso è quello di Piazza Borsa, con il presidio fisso delle forze dell'ordine deciso dopo il vertice di mercoledì in prefettura. Ancora intemperanze stamane al PAM, con un giovane che urlava, voleva delle birre, urinando poi sotto il portico, e parapiglia anche ieri pomeriggio con un gruppetto di ragazzini molesti. All'arrivo dei vigili uno è scappato e la gente nel rincorrerlo è inciampato sul porfido. Il ragazzino è stato poi identificato e verrà convocato in comando con i genitori. Quello che allarma è l'età dei protagonisti. Nei controlli di ieri, quella decina di ragazzi che sono stati poi identificati tutti, gran parte erano tredicenni. Quindi qui ci domandiamo veramente le famiglie dove sono. Violenta lite oggi pomeriggio, rimaniamo a Treviso poco prima delle 17 nel sottopasso della stazione ferroviaria dal lato verso il quartiere di San Zeno. Protagonisti sono stati 4 nigeriani identificati dai carabinieri intervenuti immediatamente sul posto. Tutti hanno precedenti di polizia. L'Arma sta indagando sull'accaduto. Non si esclude che la lite sia scoppiata per motivi legati allo spaccio di droga. Droga e alcol alla guida, quindi una piaga registrata anche dal comune di Roncade, che in queste settimane, soprattutto in questi giorni di traffico da bollino nero, ha incrementato le pattuglie anche della polizia locale. Questa la fotografia della sindaca Pieranna Zottarelli. Anche dai nostri controlli di polizia locale sono stati ravvisati, fermate persone che erano in stato di alterazione, ma questo è avvenuto soprattutto nelle prime ore della mattina o in tarda serata. Certamente quello che incide sugli incidenti sono proprio questi fattori: l'alterazione, per cui la persona non è più così attenta e così rapida nel reagire quando si trova un ostacolo davanti perché magari non è in condizioni di perfetta lucidità, e quella della distrazione derivante dall'utilizzo durante la guida dello smartphone. Cellulare quindi e alcol, troppo alcol. Che le contestazioni siano in aumento lo conferma anche il comune di Roncade, che con l'inizio della stagione ha incrementato i dispositivi della polizia locale attorno alla famigerata Treviso Mare, tratti secondari compresi. I controlli sono in atto anche nelle nostre strade comunali e provinciali, in servizio anche questa mattina 2 pattuglie della polizia locale. Quello che notiamo è che quando le persone a bordo dei mezzi vedono la presenza delle forze della polizia locale, rallentano, procedono ad una velocità assolutamente inconsueta durante tutto il resto della settimana. Allora, se andiamo più piano quando vediamo i vigili, cerchiamo di andare più piano anche quando non li vediamo, perché
pedoni e biciclette ci sono sempre. Rallentare, fa intendere la sindaca, non è certo un favore che si fa alle forze dell'ordine, che proseguono comunque nella loro attività. Soltanto nei giorni scorsi un vertice in prefettura ha aumentato il numero delle pattuglie sulle strade della Marca, non solo Treviso Mare. La Polstrada è in prima linea, così come i carabinieri che stanno effettuando alcuni posti di blocco. A supporto delle operazioni delle scorse ore anche l'elicottero del 14° nucleo di Belluno. Per il resto rallentamenti si sono registrati tra Cessalto e San Stino e sulla 27 in direzione Montagna. Tornando a Roncade, la stretta in corso riguarda proprio i telefonini, più che un fenomeno, una piaga. E anche con la polizia locale, sia di giorni festivi, di giorni feriali, si fanno anche dei servizi di controllo della pattuglia specificamente verso chi utilizza lo smartphone mentre è alla guida, perché è come guidare ciechi. Una sosta per ammirare il panorama è risultata fatale ieri sera a un 57enne di Lavalle a Gordina. Poco dopo le 20:30 nella frazione di Noac l'uomo è morto dopo essere caduto nel vuoto una volta perso l'equilibrio mentre sedeva su di una panchina in un punto panoramico della località. Secondo la prima ricostruzione il 57enne sarebbe salito con un'amica per ammirare il paesaggio. Durante una sosta seduto su questa panchina si sarebbe sbilanciato all'indietro cadendo in un dirupo per circa 30 metri. Immediatamente la donna che era in sua compagnia, viste le gravi condizioni dell'uomo, ha allertato il soccorso alpino di Agordo e il su M118 giunto sul posto con l'elicottero Falco 1 di Pieve di Cadore. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare. L'uomo apparso fin da subito in condizioni gravissime e deceduto poco dopo. La salma è stata recuperata dai soccorritori e affidata alle onoranze funebri. Così dunque ieri sera nel cuore della Gordino. E rimaniamo in tema di soccorsi. Verso le 16 di oggi poco meno è scattato l'allarme per un uomo colto da malore sulla strada non distante dal rifugio Padova. Siamo nella zona, per intenderci, di Domegge di Cadore. Il 55enne di Cordignano, quindi un trevigiano, stava rientrando da un'escursione quando si è accasciato al suolo. Subito i presenti hanno iniziato le manovre di rianimazione con l'aiuto del gestore, proseguite poi dal personale medico dell'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, atterrato nelle vicinanze. L'uomo, che si trovava con la moglie e amici, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Belluno, dove si trova tuttora. E c'è stato un malore anche questa mattina nella zona di Tarzo. Un 32enne trevigiano è stato elitrasportato d'urgenza al Cafoncello. Secondo una prima ricostruzione l'uomo ha accusato il malore improvviso in via Condella, nelle vicinanze dell'alloggio alle Rive, ed è appunto in gravi condizioni al Cafoncello. Parliamo quindi di un 32enne trevigiano. Ed è stata una notte, l'ennesima di maltempo per diversi comuni della Marca, soprattutto nella zona tra Casale sul Sile e San Biagio di Callalta. Pioggia forte e vento, ma non grandine. Tanti dicono scampato pericolo. Stanotte alle 3:30 mi sono svegliato dal forte vento e da rumori, pensavo ci fossero, non so, qualcuno che camminava, perché ho sentito i vasi delle piante cadere da sopra, non so, e sono uscito e ho visto, tra virgolette, il finimondo, perché un vento pazzesco stanotte. Pensavo una tromba d'aria, giuro. Vento sicuramente, una sorta di bomba d'acqua, però insomma danni almeno da noi non ne ha fatti. Questo è quello che ho visto. È da aver paura. Bisogna stare allerta sempre. È stata l'ennesima nottata di maltempo nella Marca, con nubifragi molto forti che si sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio. A Casale sul Sile la maggior parte della popolazione è stata tirata giù dal letto verso le 4 del mattino, limitati però i danni. Qui in via Vecchia Trevigiana un albero è caduto sui cavi elettrici, blackout pur temporanei hanno provocato problemi agli impianti di aspirazione. I vigili del fuoco sono intervenuti per alcuni allagamenti. Allertata, come conferma il sindaco Stefania Golisciani, anche la protezione civile.
Immediate le operazioni di ripristino, come nella zona del Restival, la Kermesse di Casale, dove le mamme dell'istituto comprensivo, reduci dai danni riportati nell'ultima ondata di maltempo con tanto di libri e giochi andati distrutti, sono corse ai ripari. Abbiamo deciso proprio ieri sera, guardando le previsioni del meteo, di raccogliere tutto il materiale che noi esponiamo per la vendita nelle varie macchine, quindi nelle nostre 4 macchine di 4 mamme. Abbiamo raccolto, posizionato tutto il materiale, l'abbiamo tenuto e poi adesso lo stiamo riponendo e stiamo riallestendo la bancherella per questa sera. Un motivo in più per contribuire alla causa dell'associazione per l'acquisto di materiale didattico. Assolutamente, veniteci a trovare questa sera, abbiamo tantissimi oggetti molto carini che vanno dai libri a giochi, anche grembiolini, a cose utili per l'infanzia, per l'alimentare e anche per i ragazzi delle medie. Copione analogo anche a San Biagio di Callalta, violento il nubifragio ma niente grandine. Bisogna dire insomma che per fortuna il pericolo è stato scampato rispetto ai giorni precedenti in cui invece la situazione è stata davvero drammatica. C'è la necessità di fare una ricognizione di tutto quello che è il patrimonio arboreo e di capire quelli che sono gli interventi tempestivi ed urgenti, appunto affinché insomma nel caso si dovessero verificare altri episodi di questo tipo non ci sia un pericolo imminente, ma insomma si possa gestire nel migliore dei modi la situazione. Lasciamo questa lunga pagina di cronaca, andiamo in Cansiglio, grande festa oggi per i 50 anni della Trevisani nel mondo, la manifestazione con la messa celebrata dal Vescovo Tomasi, seguita in diretta proprio da Antena 3. Una storia di solidarietà, amicizia, partecipazione lunga 50 anni, quella della Trevisani nel mondo, e che affonda le radici in una storia ben più lunga, quella dell'emigrazione trevigiana in tutti i continenti. I figli, nipoti e pronipoti di quegli emigranti partiti, come si diceva allora, a catar fortuna, si sono ritrovati sul pian del Cansiglio per la 30ª edizione del Cansiglio Day. Prima la sfilata, la banda, poi la messa celebrata dal Vescovo Tomasi, che ha sottolineato come la fede sia stata il fondamento anche della nostra emigrazione. Certo era la miseria, certo era la povertà, ma quelle sono state le molle, invece la forza che ha permesso di fare tutto questo muoversi coraggioso, onesto e leale è il grande sogno messo dentro nei nostri cuori dall'amore di Dio, quel sogno di felicità e di poterci prendere di cura di noi e dei nostri cari. E questa è la grande molla che fa in modo che poi queste persone si sentano unite. In molti sono tornati per l'occasione nella terra dei propri avi, dal Sud America, Canada, Australia, Germania, Svizzera e Belgio, storie di vita e anche di tragedie dell'immigrazione. Io ero col mio papà in Belgio, sono stata 8 anni, mio papà è morto al Bois du Casier a Marcinelle e però l'hanno ritrovato dopo 16 mesi, l'abbiamo portato qua a Mareno. Ecco, l'emigrazione per lei che cosa ha significato? Ma guardi, io non posso dire, ci chiamavano macaroni, abitavo nelle baracche. Mio papà aveva lavorato in questa miniera. E suo papà da dove veniva? Da Grespano del Grappa, ma già emigrato nel 1927. Parlano il dialetto con tutti gli accenti del mondo, altri non lo ricordano quasi più, ma non per questo hanno perso il legame con la terra d'origine e così oggi la festa della Trevisani in Cansiglio, oltre che su Antenna 3, l'hanno vista in streaming in tutto il mondo. Mia figlia mi ha mandato un WhatsApp message e mi ha scritto: "Hello, I saw you were on TV too yesterday, and I'm so anxious, so excited." Che in Australia. In Veneto cosa vuol dire? Sono così contenta. Sono contenta Maria che in Australia, la sorella Gloria, che in tutta l'Australia vede e sa cosa che sono venuti qua a partecipare. I'm very excited. E dal tendone della festa si leva un saluto a tutti i trevisani nel mondo. Cansiglio anche il sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Mario Conte, che invita a proposito di migrazioni ad accogliere con dignità chi lascia la Marca ma anche chi arriva nella nostra terra. Il messaggio quindi anche politico.
Questa è una bella sorpresa, il fatto che ci siano tanti giovani discendenti di emigranti che ci chiedono di poter tornare a visitare il nostro territorio e i luoghi da cui sono partiti i loro antenati è un segnale forte dell'attaccamento che c'è per questa terra trevigiana, per questa terra veneta. I valori di quei trevigiani che lasciarono più di 100 anni fa la terra d'origine, che continuano a vivere nei loro discendenti, valori di solidarietà, rispetto, dignità, che talvolta qui si sono persi. Al loro recupero si richiama anche il sindaco di Treviso. Dobbiamo recuperare quei valori di trevigianità, quel legame con la nostra terra, alle nostre tradizioni, perché è evidente che quei valori hanno fatto grande questa terra e noi oggi dobbiamo davvero aggrapparci a questi valori, che sono valori importanti di impegno, di sacrificio, di solidarietà, di fratellanza, che poi erano anche quei valori che richiamava sempre Don Canuto Toso. Ecco allora che l'emigrazione trevigiana al centro del Consiglio Dei volge uno sguardo ai nuovi fenomeni migratori di oggi, quello dei giovani, magari laureati, che vanno a lavorare all'estero, ma anche di chi arriva in Veneto, che da terra di emigranti diventa terra d'accoglienza. Stiamo vivendo un periodo dove c'è chi parte ma c'è anche chi arriva e dobbiamo far tesoro di quello che è stata la storia della nostra comunità proprio per non commettere gli errori del passato. E per chi resta ci sono i problemi legati all'inflazione, problemi sociali anche gravi, per esempio per quanto riguarda le case di riposo con rette ormai alle stelle. È emersa una situazione difficile perché ci troviamo con una possibilità di accoglienza da parte dell'anziano nelle case di riposo che adesso in qualche misura è stata ripristinata, però abbiamo problemi di costi della struttura che sono a volte insostenibili. Costi insostenibili considerato il basso reddito dei pensionati. In provincia di Treviso il 44% di loro riceve una pensione tra i 1.000 e i 2.000 euro al mese. Nessuno di questi potrebbe quindi permettersi di pagare le rette delle case di riposo, sia pubbliche che private. Troppo alte le tariffe giornaliere. La tariffa applicata è quella prevista dalle convenzioni, che prevede un contributo da parte della Regione qualora il soggetto abbia delle inabilità, che più o meno è metà del costo della tariffa, sapendo che la tariffa mediamente per un ricovero viene all'incirca sui 3.000 euro. La ricerca evidenzia che in media un anziano paga una stanza con 2 letti dai 51 ai 65 euro al giorno, al netto della quota a carico del sistema sanitario. Rette che ricadono necessariamente sulle famiglie. Se non hanno la condizione di grave inabilità per cui usufruiscono del contributo regionale, intervengono i familiari laddove ci sono, altrimenti interviene la struttura comunale, sapendo che anche questi hanno a volte delle risorse limitate e quindi si accentua ancora di più un problema rispetto alle amministrazioni pubbliche che si trovano a volte a dover affrontare costi problematici per le loro finanze. Preoccupazione di fronte a questi dati da parte di CISL. Non abbiamo un sistema che garantisse la tutela delle pensioni dall'aumento dei costi della vita e quindi possibilità di aumenti ce ne sono ben poche. In più presumiamo che ovviamente anche i costi della sanità aumentino e quindi il divario tra la capacità di far fronte a queste spese e i redditi che i pensionati percepiscono si amplia sempre di più. Rimaniamo in ambito economico, ma parliamo di saldi. C'è un primo bilancio da parte dei commercianti. Come stanno andando i saldi quest'anno? Giornate buone, meno buone. Già da qualche stagione non c'è più la caccia al saldo. Comprano quello che hanno voglia di comprare, vogliono un vestito, comprano un vestito. Non è come una volta che compravano perché era scontato. Saldi a 3 settimane dal viaggio, a tempo di fare un primo bilancio. Di partenza timida parlano diversi commercianti del centro storico. Gli sconti si assestano di media al 30%, al 50% finiscono i capi unici o i pezzi che durante l'anno sono piaciuti di meno. Siamo partiti con il 20%, adesso abbiamo aggiunto un 10% su alcune cose, un 20% su altre. Comunque c'è tanto turismo, sì. Tanti turisti sicuramente sì. Ieri e oggi, e come saldo insomma dai, si poteva fare di più.
sinceramente. Diverse le politiche scelte per i vari marchi, tra chi espone già alle nuove collezioni e chi mette comunque in saldo capi inediti. Anche la collezione nuova noi ce l'abbiamo sempre un po' scontata. Quanto si spende più o meno? Ma dipende sempre un po' dalla cliente e dipende dal suo budget. In media comunque dipende sempre anche cosa cerca la cliente e cosa gli viene anche proposto alla cliente. E di solito un budget siamo su un 200 euro, farla grande. Se il weekend per tutti registra un aumento di fatturato anche grazie al turismo, la corsa al saldo ad oggi ancora non si è registrata. Di avvio discreto parla Confesercenti, non ancora sufficiente per superare la crisi dei consumi. Diciamo che io aspetto poco per acquistare, però approfitto ulteriormente per acquistare durante i saldi. Mi accorgo molto spesso che aumentano il prezzo e poi lo scontano. Questa è la sensazione che mi danno, a meno che non ci siano negozi, quelli stabili, quelli monomarca, quelle cose là. Gli altri negozi non ci credo tanto. Ho preso delle maglie, dei pantaloni, delle ciabatte e della roba intima. Cose necessarie? Necessarie, sì. Una giacchetta per la pioggia. Cerchiamo di guardare sempre con oculatezza, insomma, quello di cui si ha bisogno per non accumulare. Una volta si rincorrevano i saldi con più verve, diciamo, adesso con più moderazione, proprio insomma, guardando il prodotto che serve. Ritorniamo a Treviso subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta, vi dicevo Treviso, è dei giorni scorsi la notizia che la Regione ha rimesso all'asta l'area dell'ex consorzio agrario lungo il Puto, uno spunto per Italia Nostra per discutere del futuro della città. Italia Nostra critica Suoni di Marca, o meglio la sua collocazione sul bastione San Marco lungo le mura. La presa di posizione del volto storico dell'associazione Berto Zandigiacomi, che propone lo spostamento nell'area di Treviso Servizi. Chi portare lì? Ma lì si porta tutto quello che c'è sulle mura attualmente. Ma allora Suoni di Marca bisognerebbe portarla lì, insomma. Certo, è un porto meraviglioso. Il ragionamento che fa Zandigiacomi è semplice. Troppa attrattiva su un'unica area della città, oltre a mettere in difficoltà gli altri esercizi commerciali, crea problemi di traffico e parcheggio, cosa che non accadrebbe nell'area di Treviso Servizi. E a proposito di parcheggi, Zandigiacomi, dal lato dei suoi quasi 70 anni di presenza nell'associazione, ne ha per tutti gli amministratori presenti e anche quelli passati, tutti con poca visione sulla città, secondo lui. Anche qui il ragionamento parte da aree strategiche facilmente riconvertibili in parcheggi, come la caserma del Dominicis. 480.000 metri quadrati occupati da, 100 persone. 100 persone che potrebbero trovare facilmente collocazione dalle parti di Dosson, dove esiste un'altra grande caserma vuota. Certo, sottolinea Zandigiacomi, bisogna intavolare una mediazione con lo Stato e questo dovrebbe essere il lavoro della politica, così come si potrebbe agire su un altro sito strategico per la città. Questa è un'altra cosa, una delle cose che non si capiscono a Treviso. C'è un parcheggio a raso, molto spesso pieno, che in pratica è attaccato per arrivare in Piazza della Vittoria. Si impiega 3 minuti. Tra l'altro questa sarebbe la risposta al parcheggio interrato di Piazza Vittoria che l'amministrazione Conte vuole realizzare a tutti i costi, ma per il quale, conclude Zandigiacomi, i cittadini dello storico comitato sono già pronti a dare battaglia fino all'ultima carta bollata e Italia Nostra con loro. È l'amministrazione che abbiamo, è bene che senta queste cose che noi continuiamo a ripetere da anni. Parliamo adesso di cabine telefoniche perché, come ci racconta Lucio Zanato, è la fine, si sta avvicinando la fine di un'epoca.
Una frase che tra pochi giorni sarà solo storia, perché anche nella Marca spariranno le cabine telefoniche pubbliche. L'annuncio la Telecom l'ha appeso da diverse settimane e seppur in linea con la modernità dei cellulari lascia un po' di malinconia a chi dentro quegli spazi ristretti ha consumato gettoni, ma soprattutto ore della propria vita. Se io le dico cabina telefonica, che ricordi gli vengono in mente? Bellissimi, i gettoni, le telefonate al moroso, bellissimo. Le telefono e intanto penso a te. Ed è l'amore che si abbina maggiormente ai ricordi del telefono a gettoni, quando non c'era ancora il telefonino e la bolletta la pagava papà. Qualche morosa a cui telefonavo da una cabina telefonica, perché essendo fuori comune, anzi fuori lo 0422, per non vedere sulle bollette telefoniche le interurbane, andavo su una cabina telefonica. Se no poi il papà diceva qualcosa? Sì, il papà si arrabbiava e diceva: ma chi è che telefona sempre in giro? Dopo l'amore, che comprende anche le telefonate durante il servizio militare, il ricordo più forte di quelle stanzette rosse è al mare. Perché insomma la cabina poi serviva per andare a telefonare alle amorose? Sì, in effetti sì, soprattutto, ma non solo. Soprattutto al mare ricordo che le cabine telefoniche avevano un ruolo ancora più importante. Senta, ma adesso che le levano, secondo lei è finita un'epoca? Beh sì, ma è finita ormai da un pezzo quest'epoca. Il bravo sociologo Vittorio Filippi ci azzecca, perché quando finisce un capitolo diventa storia e la storia viene raccontata alle nuove generazioni. Non ti hanno mai raccontato niente delle cabine telefoniche? Mia mamma sì, e anche mio nonno. Cosa ti raccontavano? Mi raccontavano che c'erano i gettoni, che dovevi andare là per le chiamate, se ti finiva il gettone o ne avevi un altro oppure niente, cioè ti arrangiavi. Ora è tutto più veloce, più semplice e forse per questo anche senza emozione, quella che ti prendeva magari per una telefonata tanto attesa, ma non in quel momento. Buonasera, dottore. Sì, mi dica. Ma ce l'ha la storia dell'amorosa? Meglio non raccontarla. Tutti le abbiamo e abbiamo a casa i gettoni e tanta nostalgia, ma bisogna andare avanti, cosa dice? Insomma si riattacca il telefono, almeno quello delle cabine telefoniche. Allora da Treviso e dalla Marca trevigiana, che si prepara a questo addio, al Palio di Feltre, alla città del Castaldi, che la prossima settimana appunto festeggerà il Palio, la gara da tutti attesa, una gara che Antenna 3 trasmetterà rigorosamente in diretta. Il Palio è sicuramente fatto dalla staffetta, dal tiro alla fune, al tiro con l'arco, dalla corsa ai cavalli, però poi si svolgono tante altre manifestazioni attorno a questi momenti di gara tra i quartieri. Sì, noi teniamo molto al fatto che il Palio abbia tante anime, questa sportiva che ovviamente è quella decisiva per l'assegnazione del drappo e per rendere contento un quartiere su 4, ma anche tanto altro intorno, dalla parte rievocativa, quindi i cortei su cui le nostre sarte e le sarte dei quartieri lavorano tutto un anno, alla parte rievocativa, quindi con il mercato medievale che viene ricostruito durante il sabato pomeriggio. Le attività dedicate ai bambini sono più di 50 tra giochi, laboratori, attività che anche queste hanno vita durante il sabato pomeriggio del Palio, e gli spettacoli su cui il nostro direttore artistico Fabio Giudice sta molto lavorando e sta molto investendo e che davvero crediamo possano soddisfare le aspettative di tutti i nostri spettatori. Se la domenica sarà caratterizzata dalle gare in Prat del Moro che la nostra emittente trasmetterà in diretta, il sabato sera avrà il suo fulcro in Piazza Maggiore, con la gara del tiro con l'arco, l'arrivo della staffetta e con gli spettacoli medievali che da sempre caratterizzano la manifestazione feltrina. Negli anni sono sempre stati proposti spettacoli di livello, di ambientazione comunque storica, medievale, rinascimentale, e il tutto si conclude con uno spettacolo pirotecnico che anche qua è in qualche maniera filologica, perché gli statuti del 1404, quando Feltre si dona a Venezia, che è l'avvenimento che viene rievocato dal Palio di Feltre, testimoniano che il tutto si concluse con una festa in Piazza Maggiore conclusa con dei fuochi, e i nostri fuochi d'artificio in qualche maniera vogliono rievocare quei fuochi del 1404.
E noi veniamo adesso alla nostra storia, quella di Antenna 3. Stasera vi proponiamo il servizio sul matrimonio di Ilario Lazzari, primo trapiantato di cuore in Italia che ha vissuto con il cuore del trevigiano Francesco Busnello. Era il 1985, 2 anni dopo Lazzari si sposa con una infermiera e tra i testimoni ci sono il professor Gallucci che effettuò il primo trapianto e uno dei suoi assistenti, il professor Faggian. Mamma Giulia era emozionata, non sapeva come vestirsi. L'abito l'aveva pronto da una settimana, ma non era convinta che il marrone le stesse bene, che si intonasse con il gessato del figlio Ilario. Poi le amiche, le vicine di casa, quasi a spinta le hanno detto di non preoccuparsi. Guarda sempre avanti e sorreggi tuo figlio Ilario. È cominciato così il giorno più felice di Ilario Lazzari, il falegname di Vigonovo che per primo in Italia ha subito un trapianto di cuore, giusto 1 anno fa. Eccolo a passo sicuro fra la gente dirigersi verso l'altare della chiesa di Celeseo. Lo ha accolto un caloroso battimani. 2 minuti più tardi è arrivata la sposa Adelina Nimongi, 32 anni, di Genova, di 8 anni più giovane dello sposo. Scende da un bellissimo landò e indossa un abito di raso con strascico. Poco dopo arrivano i testimoni, il professor Gallucci che ha effettuato il trapianto e il dottor Faggian. Davanti all'altare, per niente imbarazzata, la coppia sorride, sotto i click dei fotografi. In chiesa poca gente. Don Antonio celebra il rito religioso e ricorda nell'omelia come marito e moglie debbano amarsi. La televisione, dice il prete, è uno strumento del diavolo, meglio lasciarla spenta perché non ravviva la comunicazione tra marito e moglie. Intanto dall'organo escono le prime note dell'Ave Maria di Gounod e di Schubert. L'entona la soprano Maria Casari, poi lo scambio di anelli. Un attimo di imbarazzo per Ilario, che sorride da Adelina. Lei sembra più sicura, ma è più emozionata, forse frastornata, biascica. Il rito di fedeltà è amore e per tutta la vita, e il sì si perde sotto la valanga dei flash. L'amore è una cosa meravigliosa, intona poi la soprano, donando alla sposa una rosa rossa. Ma ecco Ilario e Adelina fuori dalla chiesa. Ilario, più emozionato oggi o il giorno dell'operazione? Oggi sono più emozionato dell'operazione. È una cosa sorprendente. Contento? Contentissimo. Si è realizzato un sogno? Sì, un sogno d'amore me l'ho trovato. Quello che desideravo sempre, l'ho trovato. Signora, dove andrete in viaggio di nozze? A Roma, dalla mia mamma. Contenta? Sì. Dell'accoglienza del paese, della gente di qua? Sì, di tutto. Salgono sul Calesse e il pensiero del primo uomo che da 1 anno vive con un cuore nuovo è a Francesco Busnello, il giovane di Treviso che ha permesso a Ilario di coronare il suo sogno d'amore. Così dunque nel 1987. Io non ho ulteriori aggiornamenti da darvi, per il momento è tutto. Vi lascio alle previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica tende a mantenersi non così salda sul nostro territorio. Il mese si conclude con episodi instabili. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di lunedì 31 luglio sarà contraddistinta da nuvolosità anche consistente al mattino. A seguire più sole, ancora precipitazioni sparse sui monti e localmente sulle pianure circostanti nel corso del pomeriggio. Temperature in lieve calo, minime tra 14 e 21 gradi, massime invece comprese tra i 25 e i 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Molte nubi, anche in questo caso inizialmente, poi più soleggiato. Sarà possibile inoltre qualche rovescio, anche temporalesco, in montagna. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove in cielo si alterneranno sole e nubi. Non sono del tutto esclusi degli isolati episodi temporaleschi.
Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 27-30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.